Per seguire i movimenti della donna, che era diventata la sua ossessione, del marito di lei, aveva installato dei GPS nelle loro auto. Da tempo Tari Ardair, 33enne, barbiere albanese di Silea, controllava la famiglia di connazionali che viveva a Borgorico fino al sequestro della 26enne del suo bambino avvenuto il 5 luglio mentre la donna stava portando all'asilo il piccolo. L'uomo era uscito dal carcere lo scorso 1° maggio dopo aver scontato una condanna di 1 anno e 8 mesi proprio per atti persecutori e maltrattamenti nei confronti della vittima con cui in passato aveva avuto una relazione. Forse da quel giorno aveva iniziato a pianificare la sua vendetta, una vendetta che, se non fosse stata per la prontezza del marito di chiamare i carabinieri e dell'appuntato che ha telefonato alla donna capendo l'emergenza, avrebbe potuto avere un esito drammatico. Pronto, buongiorno. Sono andato via da casa perché mi ha chiamato in diretta, mia moglie ha un coltello sulla gola, il bambino da dietro, mi ha detto di richiamare e di dire che mi sono sbagliato, che va tutto bene, è vicino a casa in teoria, però vi sta controllando, se vede i carabinieri o qualcosa uccide mia moglie e il bambino. Ho capito, ascolti, ma dove si trova sua moglie adesso? Non ho la minima idea, è in macchina con lui. Durante il tragitto purtroppo abbiamo vissuto anche noi momenti molto drammatici, abbiamo temuto per la vita della signora perché l'indagato continuava a dire che se avesse visto i carabinieri in uniforme avrebbe ammazzato la signora e le avrebbe fatto fare la stessa fine di Giulia Cecchettin. I carabinieri stanno indagando per capire come si sia comportato Ardair dopo l'uscita dal carcere, come avesse pianificato il sequestro di venerdì 5 luglio. Il 33enne venerdì mattina, nonostante avesse ancora un divieto di avvicinamento, era arrivato a Borgorico con fascette di plastica per legare, piedi di porco, mazza da baseball e un coltello con il quale ha minacciato e sequestrato la 26enne e il figlio di 5 anni. L'intento dell'uomo forse era quello di commettere una strage e uccidere tutti. Ora Ardair è in carcere a Trento e in queste ore si dovrebbe svolgere l'interrogatorio di garanzia.